يقيني إلى الجنة بما ليس يهمد رسول كريم بين تنازل أحمد في بالجن دكار لأنه للهدى والنور جرار قلبي إن العالمين
vicepresidente della Camera di Commercio della Romagna e anche al vice sindaco che rappresenta anche l'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, che si occupa anche dell'immigrazione. Il nostro ringraziamento anche al consigliere regionale Piccoli che è arrivato adesso. Il nostro ringraziamento anche al Turini, che è rappresentante della ringraziamento va anche ai sindacalisti presenti fra di noi, il signor Franco Marinelli, segretario generale della CISL Romagna, e anche Primo Gatta, rappresentante della CGIL Rimini. Oggi, come oggi, il mondo è un po' complesso e per questo che abbiamo deciso di fare un incontro molto importante una tematica molto importante che è l'etica, il lavoro e la finanza, che praticamente è il pilastro anche della nostra religione, soprattutto la confraternità Murid, che rappresenta questi pilastri della nostra confraternità. Perché, come l'ha sempre detto anche il fondatore del muridismo, Cheikh Ahmadou Bamba, muy bokk ndey bokk baay même bu fekkee am nañ ay wuutante ki nga xam ne nag moom mooy modéré waxtaan wi mooy ki nga xam ne mooy Enrico Bertinoro. yaakaar naa mbooloo mi miin nañu ko ndax musée Bertinoro bi nga xam ne moom la jiite mu jëm ci wàllu diine moom jox nañu prix bu am solo ngañaay Serigne Mamor moom Cheikh Mouhamadoul Mourtada kon danañ am mbégte lool déglu ko mu waxtaan ak ñun. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla tavola rotonda lavoro, etica, finanza in una prospettiva interreligiosa. jërë ngeen jëf ñu ngi leen dalal jàmm ci waxtaan wi ñu fas yéene fekk ci jikko ju rafet alal ak tamit li nga xamante ne moom mooy liggéey waaye def ko ci cadre diine. E credo che oggi si vada ad affrontare più temi che in realtà sono legati insieme. tey war nañoo waxtaan ci tomb yu bari yoo xam ni boo ko boole ñoo ñëpp dañoo fasanti ko. Vedere come il lavoro possa essere una dimensione di crescita personale. fexe ba liggéey mën a doon loo xam ne nit ki dina ci yëg boppam maanaam nu mu màggee. Legata alla crescita anche di un benessere che possa essere condiviso. mu jëm ci loo xamante ne di jëm ci. La finanza da questo punto di vista possa all'interno di un determinato spazio essere anche un elemento di crescita positivo per tutte le persone. ñu xool tam sàkku am koom ci yem anam lay doon loo xam ne ni jubluwaay bu am doon doomu aadama itam jeexal ci ak dundam. Inizierei quindi passando la parola a Sua Eccellenza Monsignor Francesco Lambiasi, Vescovo della Diocesi di Rimini. kon maa ngi tàmbali jox sama kàddu ki nga xamante ne mooy Lambiasi nga xam ne moo yilif kër Labbe gi nga xam ne moo nekk ci Rimini. Affrontando quello che è la dimensione del lavoro dal punto di vista cristiano. moom nag li muy waxtaane mooy liggéey ci ni nga xamee ne la ko diine Seydina Issa jàngale muy kër Labbe. Buon pomeriggio a tutti. Vangelo è una parola cristiana che significa buona notizia. Il lavoro è una buona notizia, quindi possiamo parlare del Vangelo del lavoro. E possiamo riassumere questo Vangelo in alcune affermazioni che ci permettono di cogliere questa luce che
dal Vangelo proviene sul lavoro. La prima luce che noi vediamo affermata già nelle prime pagine della Genesi, il primo libro della Bibbia, ci dice che il lavoro non è un castigo ma un compito, perché nella prospettiva biblica il lavoro viene prima del peccato delle origini, è una volontà di Dio per l'uomo, non perché questa attività serva a Dio, ma perché promuove l'uomo. Lavorando l'uomo si coltiva e promuove la sua umanità. La seconda affermazione, la seconda luce, ci ricorda che il lavoro non blocca l'uomo in una condizione di inferiorità. Nel mondo greco il lavoro manuale era disprezzato e veniva lasciato agli schiavi e alle schiave. Solo l'uomo libero si dedicava all'attività intellettuale e politica. Eppure la Bibbia non esita ad attribuire a Dio il volto dell'agricoltore, del vasaio, del pastore. Allora non è esagerato affermare che il lavoro è una attività divina, lavorare è un verbo divino. Dalla pagina della Genesi scaturisce una terza luce. L'uomo e la donna sono chiamati a soggiogare la terra e a dominare sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Ma occorre fare attenzione, dominare non è depredare e soggiogare non è saccheggiare. La signoria dell'umanità sul mondo si esercita in un dominio che non è un potere arbitrario e dispotico. La quarta luce ci ricorda che il lavoro però rimane una realtà ambivalente, perché il lavoro è dono, la possibilità di lavorare è un dono, è una risorsa, ma è anche fatica e quindi esprime il desiderio sempre insoddisfatto dell'uomo, il quale non può rinchiudersi nel mondo e nei suoi prodotti. La pienezza gli può venire solo da Dio e dalla sua grazia, dal suo amore. La quinta luce ci viene dal Vangelo, da Gesù. Allora ci chiediamo qual è il valore aggiunto che Gesù apporta alla realtà del lavoro umano. Gesù è chiamato nel Vangelo il figlio del falegname e per la stragrande parte della sua vita ha lavorato fino a circa 30 anni. Ecco, il lavoro di Gesù ci dice la solidarietà di Dio con i suoi figli, che sono chiamati a fare la magnifica e drammatica esperienza del lavoro. La penultima luce ci ricorda il primato della parola. Nel Vangelo di Luca si racconta che Gesù un giorno è stato ospitato nella casa delle sorelle di Lazzaro, Marta e Maria. E Marta
rimane da sola a preparare il pasto, mentre Maria si è seduta ai piedi di Gesù, nell'atteggiamento del discepolo che normalmente nelle scuole rabbiniche del tempo non era concesso ad una donna, e invece Gesù annovera, accoglie tra i suoi discepoli anche delle donne. E quando Marta, vistasi sola con la cucina che era indietro sulla tabella di marcia per offrire il pasto a Gesù, chiede al maestro di rimproverare la sorella, sua sorella, perché si stava tardando nell'ascolto di Gesù e non si dava da fare per aiutare la sorella Marta. Allora Gesù dice che in verità Maria ha scelto la parte migliore. La parte migliore non è tanto quella di lavorare per Gesù, ma quella di ascoltare la parola di Gesù. E l'ultima luce ci richiama il primato della carità. Il fine del lavoro non è il profitto individuale, ma il bene comune. E il rispetto di questa finalità si riscontra nell'attenzione prioritaria ai poveri. Quindi il fine del lavoro non è il profitto individuale, ma il bene comune. Mi sembra allora che in sintesi si possa concentrare questo Vangelo, e concludo, in 4 no e in altrettanti sì. No a un lavoro servile da schiavi, sì a un lavoro libero. No ad un lavoro sterile, sì a un lavoro creativo. No a un lavoro alienante, sì a un lavoro partecipativo. E infine no a un lavoro conflittuale, sì a un lavoro solidale. Vi ringrazio. ci ab tënk rek ki nga xam ne moo fi toogal Kër Labbe feeñal na ci juróom-ñaari tomb li nga xam ne moom la njàngaleem Seydina Isa alayhi salaam indi ci téere boobu nga xam ne moom la ñuy wax Injil. mu wax ne liggéey du ne dafay sonal nit ki ci maanaam di ko noot, waaye dafa doon loo xam ne waru gar la. liggéey ngir nit ki su toogee deful dara du xam lu mu man, du xam lu mu mënut, waaye liggéey gi muy liggéey ci lay dem ba gis capacité yi mu am ak li ko yàlla may, kon lu koy xamal valeur boppam la. mu ne liggéey du tax nit ki suufe, déedéet daf ko yëkkati ay daraja, ay maqaama yu kawe, ndax am solo goo xam ne am na ko solo. kon liggéey du ñàkkal fayda nit, au contraire daf koy jox valeur. gis nañu ci ñetteelu tomb bi mu wax liggéey ci wàllu suuf ni nga xam ne noonu la amee solo, waaye liggéey ni nga xam ne noonu la doon ndigalul yàlla mi nga xam ne daf koo wekk góor wekk ko jigéen, mu doon loo xam ne day jariñ, dafay ñoŋal, waaye du doon loo xam ne spray ko la maa xam ne lu yàq la. kon liggéey coono la, waaye coono bu ànd ak bànneex la, waaye coono bu ànd la ak njariñ, ndax boo liggéeyee da nga góob te ku góob jariñ. mu ne kon
valeur ajoutée bi nga xam ne moo dolliku ci wàllu liggéey ni ko Jésus jàngale moom mi nga xam ne dañ ko doon wax Isa doomi ministre bi nga xam ne dafa liggéey ba am fanweeri at kon kooku teel nañ koo toqi ci liggéey mu ne kon liggéey dana andi solidarité dana andi jàppalante dana andi dimbalante juróom-benneelu tomb bi mooy valeur bi nga xamante ne jox na ko nit muy góor ak jigéen ni mu ko melale ci diggante Seydina Isa ak Marta ak ki nga xamante ni mooy yaayu Seydina Isa muy Maryam juróom-ñaareel bi nee na liggéey ak saraxe boo liggéeyee da nga xalaat ñi nga xam ne mënuñoo liggéey te sab liggéey man leen a jariñ muy nga man leen a sarax kon day doon loo xam ni du sa njariñul bopp rek moo tax waaye njariñul ñi nga nekkal la kon mu ne liggéey du njaam day libéré nit liggéey du loo xamante ni nii da nga ci jële profit waaye njariñ la looy jariñe loolu daal mooy li nga xam ne tënk na ko ci ni nga xamee noonu la diine yonent yàlla Isaa jàngale li nga xam ne moom mooy liggéey. Adesso cedo la parola al signor Bertignoro.